Buonasera a tutti, oggi è domenica 17 novembre e con oggi sono 178 giorni che trascorro su questa gru, la gru Ursus, la gru galleggiante ormeggiata nel porto di Trieste. E come potete vedere sono ancora all'interno di questo riparo di fortuna che sono riuscito a creare su questa gru a circa 35-40 metri d'altezza. In questo momento, come potete sentire, sta piovendo in maniera abbastanza copiosa e comunque niente rispetto a come ha piovuto questo pomeriggio. Sapete che c'è stato un forte temporale e l'acqua veniva giù veramente a secchiate e il vento, c'erano raffiche di vento fortissime e per fortuna comunque è durato poco e quindi questi teli hanno resistito. Insomma, qualcuno a dire il vero si è strappato, ma comunque insomma qui è un riparare continuamente, è un resistere. Qua non si fa altro che resistere. E l'acqua comunque in ogni caso passa, in qualche modo passa sempre. Qui è tutto, e come vedete è tutto bagnato dall'acqua e sentite anch'io, sentite, ho i piedi nell'acqua e l'umidità ve la lascio soltanto immaginare a che livelli è qui su. E quindi niente, non posso fare altro che resistere contro la malvagità, la violenza di questa classe politica e istituzionale di questa città che ormai si è mostrata in tutto, veramente in tutta la sua miseria umana, il suo squallore, la sua violenza, no? E poi eh, delle persone, no? Degli esseri umani che trattano un altro essere umano in questa maniera, secondo me, sono davvero dei mostri. E io non ho davvero altri termini per definirli. E sono dei deboli poi soprattutto, no? Paradossalmente sì, sono dei deboli perché chiunque secondo me usi la violenza, qualsiasi forma di violenza, che sia verbale, fisica o psicologica, è un debole, no? E questo sindaco lo sta dimostrando, e questi assessori, questa amministrazione triestina sta dimostrando tutta la sua debolezza. Chi mostra i muscoli e la cattiveria, la malvagità nei confronti dei più deboli, dei più fragili, è comunque a sua volta una persona debole e quindi secondo me sono dei mostri, non ci sono proprio altri termini per definirli. Tuttavia dimostrano anche allo stesso tempo quanta paura hanno di una persona come me, di una manifestazione così pacifica. Hanno più paura loro di me che io di loro. Cioè, paradossalmente, sembra un paradosso, ma è proprio così. E, e, perché se no non si spiegherebbe tutto questo schieramento di forze per dileggiare e screditare una manifestazione pacifica e più che legittima di una persona che non fa altro che difendere dei diritti che poi oltretutto valgono per tutti, no? Eppure l'abbiamo visto in questi mesi, non si sono spesi così tanto neppure per gente come questo Stefan, questo Aleandro Stefan, che è questo squilibrato che ha ucciso a bruciapelo questi due poveri poliziotti a Trieste. E non si sono neanche spesi così tanto per questo altro squilibrato che è Sergio Dekovic, questo personaggio che ha dato fuoco alla Voce della Luna e ha tentato di bruciare vivo il sottoscritto. E neppure per questi
si sono spesi così tanti, anzi in qualche modo l'abbiamo visto, li hanno quasi difesi, e cioè addirittura per quello che riguarda questi poliziotti erano quasi quasi colpa loro se si sono fatti ammazzare per certa gente, no? Cioè siamo alla follia, no? Oppure nel mio caso quasi quasi questo poveretto aveva quasi ragione di uccidermi di distruggere la mia impresa per questi così ipotetici 300 euro, ma insomma voglio dire, cioè, cerchiamo, cerchiamo di ridimensionarci un attimino, cioè qua stiamo andando veramente oltre, no? Come si può giustificare questa gente? Che questi siano degli squilibrati psicopatici, pericolosi, criminali, è un dato di fatto. Nessuna persona al mondo sana di mente ucciderebbe delle persone a bruciapelo come ha fatto questo Stefan, e nessuno darebbe fuoco, ucciderebbe una persona per 300 euro o per divertimento, come sembra che abbia fatto in realtà questo Dekovic, o magari su commissione. Questo non lo sapremo mai, visto che a tutt'oggi è latitante a piede libero, nonostante sia stato condannato in via definitiva, come sappiamo. È così che finisce, no? Poi probabilmente anche questo Stefan Aleandro, non so come si chiama, quel mese sarà fuori a piede libero perché è un povero malato di mente, e sarà così. Eh, eh, è pazzesco, e noi semplici cittadini siamo stati messi qui, siamo all'agonia, no? O uccisi. E i criminali conclamati, squilibrati come questo Dekovic e come questo Stefan, diventano le vittime poi alla fine. È pazzesco. Come questo sindaco, no? Ecco, anche questo sindaco di Trieste alla fine, rispetto a questi squilibrati, che cos'è? Uno che porta all'esasperazione, un cittadino come me, un cittadino che ha fatto parte del tessuto produttivo, sociale di questo paese, che ha dimostrato di essere anche un bravo imprenditore. Insomma, di tutto si può dire di me, tranne che io non sia un bravo imprenditore, non ho mai fatto del male a nessuno, ho prodotto lavoro, reddito, insomma, sono stato una persona normale. Com'è possibile che l'abbiano portata così a questo livello di esasperazione e lasciato così per 6 mesi su una gru, sotto il dileggio dei loro, che questi sono i loro fake troll, odiatori di ogni genere. Abbiamo visto quello che sono stati capaci di fare, no? E piuttosto che trovare soluzioni, pensate alla testa di questa gente, ma questo che è incredibile, è pazzesco. Questa gente, piuttosto che trovare soluzioni serie, concrete, e visto che oltretutto sono pagati per lavorare con e per i cittadini e non contro i cittadini, e sono disposti a scatenare questo sciame di troll, fake, odiatori, giornali, pseudo-giornali, pseudo-giornalisti, come Tele4, piuttosto che Trieste Prima, piuttosto che Trieste Caffè, o Tesson de Trieste Se, o il Piccolo di Trieste, che hanno tutti questa unica matrice, questo filo conduttore di destra o estrema destra, che li unisce a questo sindaco di destra. È pazzesco, e che in qualche modo unisce anche con questo Sergio Dekovic, no? Che anche lui l'abbiamo visto, no? Ha dimostrato di essere non un simpatizzante, uno che militava proprio nella destra triestina, lo abbiamo visto. Ci sono le foto che girano,
sulla rete, chiaramente, che fa parte di questa, faceva, o per quantomeno faceva parte di questa destra triestina, adesso non si sa più dove sia, è un latitante a piede libero, come ho detto. E, e vedete come tutto rientra, no? In questo filone di destra, no? O estrema destra. Qualcuno dirà, ma il piccolo non è di destra, come non è di destra? È un giornale che segue la linea politica del PD, è un giornale del gruppo De Benedetti. De Benedetti è un noto finanziere, grande sostenitore del neoliberismo. Il neoliberismo sappiamo tutti che stiamo parlando di estrema destra finanziaria, sempre destra è, come vedete. Vedete che sono tutti legati a filo doppio, no? a questo, questo nuovo sistema, questo nuovo ordine mondiale, questo pensiero unico neoliberista. Poi magari si fanno la guerra tra di loro, no? PD, questa finta sinistra, queste finte destre, no? Per le loro piccole posizioni di potere, piccolo o grandi posizioni di potere, ma sicuramente non fanno la guerra per noi cittadini, per salvare le nostre vite, il nostro lavoro, le nostre case. No, insomma, voglio dire, mi pare che questa GRU sia un esempio emblematico di come si stiano organizzati per lavorare contro i cittadini, no? Sono tutti in difesa del fortino, del sistema, no? E quindi, e quindi pensate quanta paura, no? Quanta paura fa una manifestazione così pacifica come la mia, un semplice cittadino, un piccolo soldatino che come me, che si difende pacificamente e che l'unica cosa che può fare è resistere contro gli insulti, la volgarità, e e le calunnie continue e costanti. Pensate, no? No, è pazzesco, no? Neppure questi criminali non sono peggio, come peggio di un criminale pericoloso. Pensate, questo vi dà proprio il polso, la misura di quanta paura hanno di manifestazioni di questo tipo. È chiaro che se tutte le persone incominciassero a fare davvero come me, per loro è finita, il loro sistema crollerebbe 24 ore e metà di loro come minimo sarebbe in galera e l'altra metà a casa. È per questo che si sono coalizzati, no? nel screditare questo tipo di manifestazioni e screditare questa manifestazione. È pazzesco, no? E quanta paura faccio. Per questo che dico, anche hanno più paura loro di me che io di loro. Io non ho più paura di loro, io non ho più niente da perdere. Adesso chi ha da perdere qualcosa sono solo loro. Ormai, la faccia ormai l'hanno ampiamente persa. No, si sono proprio rivelati in tutto il loro squallore, la loro miseria umana. Abbiamo visto questo sindaco, no? Un sindaco un sindaco che si diverte a prendere per il culo un cittadino come me. L'abbiamo visto quello che, quello che è stato capace di fare. Un sindaco che mi aveva proposto questa location alternativa sulla quale mi aveva fatto anche, sapete, mi aveva fatto anche fare un progetto attraverso un funzionario del governo che faceva appunto, che cercava di fare da trade union tra me, il sindaco e la prefettura, la questura e il governo per chiudere questa vicenda. E io avevo fatto questo progetto e poi si era rivelato, si era capito che questa location non era neppure del comune di Trieste, non era nelle disponibilità, quindi mi aveva proposto l'area fritta, la fontana di Trevi. Cioè allora uno pensa veramente, ma che cosa ha nella testa una persona del genere, un sindaco del genere per fare una cosa del genere? E soprattutto, cioè, se un Dekovic è uno squilibrato, conclamato, se un Stefan Aleandro è uno squilibrato, questi che cosa sono? Questi che fanno queste cose qua, che dicono, fanno queste cose, che cosa sono?
che cos'è rispetto a un Dekovic, questo direttore di Tele4, no? Che ve lo ricordate, no? Che giustifica gli odiatori, che mi hanno invitato. Vi ricordate questo episodio incredibile che è successo su Tele4, dove c'è stato uno di questi squilibrati odiatori che mi hanno invitato a togliermi la vita, no? E vabbè, questi sono dei squilibrati, però veramente ci stiamo domandando tutti, io me lo domando, ma tutte le persone per bene che guardano questa cosa si chiedono, sì, va bene, questi sono dei squilibrati, ma, ma, ma questo direttore che giustifica questo squilibrato che cos'è? Questo giornalista Bosazzi e peggio ancora questo direttore del Teatro Rossetti, Franco Però, che avrebbe voluto che questa squilibrata continuasse a parlare e a invitarmi a togliermi la vita, che cosa sono? Ecco quello che vorrebbero, questo è il messaggio che passa, no, alla fine, che noi semplici cittadini non dobbiamo protestare, non dobbiamo ribellarci al loro sistema, perché poi scateniamo l'ira degli odiatori e il dileggio di questi specie di conduttori televisivi, giornalisti, di questo direttore Franco Però che ci invitano a toglierci la vita. È meglio, no, perché protestare? È meglio se ci togliamo la vita subito. Questo ci stanno raccontando. Toglietevi la vita, rassegnatevi. E se vi dovete togliere la vita, fatelo in silenzio, senza far rumore, senza sporcare, senza rompere le palle. Questo ci stanno raccontando. Cioè, vi rendete conto? I messaggi aberranti che arrivano da questo sistema. Cioè, è questo che fa veramente paura. Non tanto gli squilibrati, ma i messaggi che passano attraverso queste pseudo brave persone, no? Questi, questi mostri istituzionali. Questo sindaco lo abbiamo visto, no? Che saluta pubblicamente attraverso Tele4, no? I suoi concittadini, i telespettatori, col saluto romano, il saluto fascista, oppure che non ha un sindaco che non ha nessun tipo di autocontrollo. L'abbiamo visto al Palazzetto dello Sport con questo linguaggio verbale, fisico, volgare, no? Mostrando i diti medi, no? Vi ricordate? Anzi, il doppio dito medio, no? Proprio come questo Dekovic e Sergio Dekovic ci sono le foto che girano sulla rete dove lui saluta la gente col saluto romano e che mostra i diti medi, proprio come questo sindaco. Vedete quante similitudini, quante cose in comune hanno queste persone, no? Non solo il fatto di essere questa appartenenza politica, no? Ma anche la gestualità, la volgarità, il linguaggio che usano è lo stesso, è identico. E, questo, questo, questo Sergio Dekovic che si vantava, almeno questo è quello che si evince dalle indagini in polizia, che si vantava di essere un mercenario, un professionista, uno lui è croato e si vantava di aver partecipato alla distruzione, all'uccisione di gente nell'ex Jugoslavia, di essere insomma un mercenario professionista. Ma insomma in qualche modo comunque l'ha dimostrato con la voce della luna. Infatti gli stessi periti della scientifica
hanno dichiarato che sicuramente l'incendio era stato fatto ad opera di un professionista e su questo non ci piove sopra. E infatti Dekovic è un professionista di questo tipo di crimine e se ne vantava, no? E come si vanta anche questo sindaco di Trieste di essersi venduto un pezzo del comune di Trieste. Vi ricordate, anche lui pubblicamente si è venduto, sempre in una trasmissione di Tele4, si vantava di essersi venduto, di essersi impossessato così furbescamente attraverso un escamotage per 4 soldi di un pezzo del comune, un pezzo di noi cittadini, e di esserselo rivenduto per 370.000 euro. Cioè, vi rendete conto? Cioè, questo così tranquillamente, candidamente, dichiara che tanto, poiché nessuno mi ha fatto niente, nessuno mi fa niente, va bene così. E che cos'è che ci stanno raccontando in questo modo? Qual è il messaggio che ci sta passando? E che visto che lui è riuscito a intrecciare questa rete, no? Che lo sostiene di politici, istituzioni, giornali, giornalisti e magari anche giudici, insomma lo sappiamo il livello di corruzione, di collusione, di concussione che c'è in questo paese. Siamo ormai arrivati a livelli di terzo mondo e quindi che cosa ci sta raccontando questo giudice? Cosa ci voleva dire? Che lui tanto ha il controllo di tutto e quindi nessuno gli può fare niente, che tanto nessun giudice aprirà mai un fascicolo nei suoi confronti. Questo ci sta raccontando. Cioè, è terrificante. C'è questi messaggi continui, pericolosi, che arrivano a noi cittadini. Cioè, è come se ci dicesse, bene, guardate, insomma, tutto sommato, insomma, a essere delle brave persone non conviene. Guardate Dekovic, Dekovic è a piede libero, nonostante sia stato condannato in via definitiva, è a piede libero, libero di distruggere le nostre vite, di dar fuoco, chissà Dio solo sa quanti crimini avrà commesso nel frattempo, in questi mesi, in questi anni di latitanza, e continua a scorazzare per l'Europa, per l'Italia, no? E così anche il nostro sindaco, no? Tanto comunque nessuno gli fa niente, nessuno fa niente a queste persone. A noi brave persone, sì, noi brave persone dovremmo tutti toglierci la vita, rassegnarsi, scappare se possiamo, o essere messi qui all'agonia su una gru per 6 mesi, umiliati, dileggiati, calunniati, offesi in tutti i modi. Ecco, non ci guadagnate niente a essere delle brave persone, dovete essere così, perché se siete dei criminali tanto nessuno vi fa niente, anzi rischiate anche di occupare delle cariche politiche importanti, di occupare dei posti importanti, potete diventare anche dei capitani di industria o di multinazionali, insomma. È così che funziona. È questo che ci stanno raccontando. Un sindaco un sindaco che pubblicamente dimostra di mentire sfacciatamente, l'abbiamo visto, no? Anche con la toffa per quello che riguarda la Ferriera, no? Aveva firmato pubblicamente che avrebbe chiuso la Ferriera in 100 giorni, la Ferriera è ancora lì, lo sappiamo che continua a bruciare gas tossici, intossicare e far ammalare i nostri concittadini, uccide le persone con questi fumi tossici. Altro che 100 giorni, ma questi così mentono spudoratamente, sfacciatamente, candidamente, tanto nessuno gli fa niente. È così che funziona, no? E tanto nessuno ci fa niente, tanto la gente sta zitta, tanto comunque sono riusciti a istituire questo sistema così omertoso,
servile, di sudditanza, no? E quindi nessuno, anche i cittadini, staranno tutti zitti perché hanno paura e quindi loro possono fare quello che vogliono. È questo che ci stanno dicendo. È terrificante, tutti questi messaggi sono terrificanti quello che ci stanno passando. E questo, se non altro, questa gru Ursus è stata utile proprio per far emergere tutto questo schifo, questo sistema così marcio e corrotto. Pensate, anche questo prefetto di Trieste, Valerio Valenti, eh, ecco, se questo Dekovic è uno squilibrato criminale, no? Questo Valerio Valenti, questo prefetto, che cos'è? No, un prefetto che ci mette 43 giorni per fare una telefonata a un sindaco, dopo che era stato allertato dalla questura, sensibilizzato in tutti i modi di muoversi e di riportare all'ordine ai suoi doveri e ai suoi impegni questo sindaco. Lui ci mette 43 giorni per fare una telefonata. Cioè, capite che con una classe politica di questo tipo e una classe istituzionale di questo tipo siamo tutti morti che camminano. Adesso, adesso davvero l'ultima speranza che c'è rimasta è questo ministro Stefano Patuanelli, che stiamo aspettando tutti che si dia una mossa, che si muova, che faccia qualcosa, che riporti a un livello almeno di civiltà accettabile questa città. Ecco, se non si muoverà allora sarà davvero finita, e avrà dimostrato di essere anche lui adattato a questo sistema, a questo pensiero unico neoliberista, a questo sistema marcio e malato. Noi continuiamo a sperare fino all'ultimo che non sia così, poiché la speranza è l'ultima a cadere, ma speriamo che questo ministro arrivi in tempo prima che non cada io da questa gru, ecco, facendo sempre i dovuti scongiuri. Altro io non so più che cosa dire, ormai tutto il letamaio è venuto a galla, c'è questo sistema così, questa deriva di estrema destra che ormai ha attanagliato questa città e l'ha portato a questo livello così basso, etico, morale, culturale, a questa violenza continua che ci stanno facendo. Ecco, io invito questo ministro Stefano Patuanelli a farsi sentire al più presto, altrimenti il segnale che darà anche lui sarà veramente terrificante, ma non solo per me. Io ormai cioè, sono pronto anche a morire, questo l'ho sempre detto, io sono pronto a farmi ammazzare per difendere i miei diritti e soprattutto per non far passare questo sistema così marcio, cioè io lo combatterò fino alla morte e per questo sindaco di Trieste e per tutta questa gente qua io sarò davvero una pigna nel culo a Eternum e loro saranno dei maledetti a Eternum, questo è un dato di fatto, loro si sono aggiudicati veramente la maledizione a Eternum per le schifezze che hanno fatto a noi, gente per bene, a noi cittadini, questo è anche un dato di fatto. Ecco, questo è tutto, penso di aver fatto veramente un riassunto generale. Buona serata a tutti.